Didattica a distanza, banchi a rotelle, classi al 75% da gennaio. Il mondo della scuola sta affrontando un periodo di grande incertezza, ma dal Veneto si vuole mettere ordine in questo bailam. Noi non dobbiamo mai dimenticare che i ragazzi sono di fatto a casa dal fine febbraio dell'anno scolastico scorso e solo per un pezzettino, per qualche settimana sono andate in classe. Quello che io lamento è che questo governo continua a cambiare posizioni in continuazione. La scuola ha bisogno di serenità e di certezze e ha bisogno di andare a scuola, perché si è dimostrato che la didattica a distanza è un palliativo, ma non è la soluzione. Allora noi abbiamo detto: noi siamo pronti, abbiamo anche scenari diversi, ma dobbiamo dare certezza. Questa è la proposta del Veneto. Le prime e le quinte, tutte al 100% in classe, stiamo parlando delle scuole superiori, le altre il più possibile in classe. Ecco come verrà presentato il piano per il rientro in classe dei ragazzi. Un piano che presenteremo con il presidente Zaia anche in un incontro con i prefetti, a metà settimana. Siamo nelle condizioni di dire: "Ci servono questi autobus per poter fare le corse, il governo deve darci la copertura finanziaria e noi con la scuola sappiamo organizzare le modalità per tornare il più possibile, in sicurezza ovviamente, a scuola".